È stata una bella partita, come hai detto tu, due squadre che si affrontavano alla pari. Penso che la gente che è venuta qui oggi a vedere la partita è stata una bella giornata di sport e si è divertita. Io però personalmente devo fare veramente complimenti ai miei ragazzi perché oggi sotto l'aspetto della prestazione, sotto l'aspetto dell'attenzione, dell'atteggiamento, ma soprattutto del gioco, perché il secondo gol è arrivato da una bellissima giocata, su una sola posizione, una palla messa in mezzo, siamo arrivati a dentro per il portiere, abbiamo messo la palla dentro e quindi sono veramente contento e soddisfatto della prestazione e naturalmente dei risultati. Nino è arrivato quest'anno con grandissima voglia di giocare, ha lavorato bene, si è fatto male, ma noi conosciamo bene, io conosco bene il lavoro, il valore di Nino e naturalmente lo stiamo aspettando, l'abbiamo aspettato, ancora non c'ha i 90 minuti nelle gambe, però oggi è entrato, portato da 20 minuti, era questo che lui aveva e si è fatto trovare subito pronto. Dobbiamo sempre crescere e migliorare e non dimentichiamo che veniamo da, e lo dico, mi prendo tutte le mie responsabilità, veniamo da una pessima prestazione a Partinico, soprattutto il secondo tempo, e quindi questo non deve succedere. Oggi i miei ragazzi hanno avuto subito pronti una grandissima risposta, una grandissima prestazione. Noi vogliamo solo giocarcela alla pari con tutti e mi auguro che prima possibile possa avere a disposizione l'intero organico e quindi niente, noi ci vogliamo divertire e vogliamo divertire anche le persone che vengono a vedere la nostra partita. Castro, devo essere sincero, è stata una bellissima scoperta, ci siamo fidati di qualche osservatore e naturalmente non è stato facile perché il ragazzo viene dal Brasile, l'abbiamo aspettato perché purtroppo ci sono dovuti tempi burocratici per tesserarlo, però è stata una bella scoperta perché il ragazzo è umile, si vuole mettere a disposizione, ha fame e quindi ha voglia di giocare e adesso ci auguriamo tutti quanti che ci possa dare una grossa mano. È tutto merito della squadra, della società, perché comunque ho passato due mesetti un po' difficili e mi sono fatto male in preparazione. Oggi però forse è finito un periodo più brutto e speriamo sia iniziato uno molto più bello. Alcuni sì, erano miei ex compagni, ma quasi tutto il gruppo poi lo conoscevo già e quindi adesso lo stiamo formando perché si sa che si forma in questo periodo il gruppo e devo dire grazie a loro, al mister e alla società perché secondo me ci toglieremo belle soddisfazioni. Credere in noi stessi e comunque nonostante avevamo preso il gol a pochi minuti dal primo tempo comunque stavamo facendo bene, quindi poi siamo entrati in campo e ce l'abbiamo messa tutta per il mister, per la squadra, per i tifosi e per la società. Pensiamo a salvarci, poi vediamo il resto.